Tragedia a Treviso, 26 anni di Carbonera, travolto e ucciso in bicicletta da un coetaneo ubriaco che si è fermato dopo un centinaio di metri. La vittima ha donato agli organi. La denuncia di FIAB, ennesima vittima in sella alle due ruote. Funerale unico mercoledì a Ponte di Piave per la coppia di biker morti dopo il tragico schianto di domenica scorsa a San Polo di Piave. La donna era spirata un giorno dopo i compagni. Paura in vicolo Rialto a Treviso, dove tre nomadi scippano del portafoglio di una negoziante. La donna si accascia a terra sotto shock. Il racconto di un esercente: ho cercato di fermarli, i commercianti in coro, qui siamo dimenticati. Solidarietà del sindaco di Treviso alla commerciante, la promessa: incontrerò i negozianti e sui malviventi dice siamo vicini a prenderli. Olla a Fonte per i funerali del 36enne precipitato in marmolada assieme all'amico Francesco. Il messaggio commosso della moglie Giulia, la cerimonia presieduta dal sacerdote che li aveva sposati. Se il lupo impara che dall'uomo non ha nulla da temere, non si tutelerà mai l'economia della montagna. A volte la piombite non fa male. Le parole forti del presidente della Commissione Agricoltura in Senato, che invoca soluzioni drastiche in montagna. Forti raffiche di vento e nubifragi, torna l'allerta meteo nella Marca per una intensa perturbazione dal pomeriggio di domani fino a lunedì inoltrato. Mostra del cinema, le battute finali, fra poco le premiazioni ufficiali. Il film di Pedro Almodóvar favorito per il Leone d'Oro, e in sala c'è anche il neo ministro della Cultura Alessandro Giuli. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano la cronaca dell'ennesimo tragico incidente sulle strade della Marca, questa volta alle porte del centro, e ancora una volta la vittima in un'estate nera per quanto riguarda le vittime appunto in sella alle due ruote. La vittima è ancora una volta un ciclista, un giovane di soli 26 anni, Marco Carraretto di Carbonera, travolto e ucciso dall'auto guidata da un coetaneo ubriaco. A terra, lungo viale Vittorio Veneto, le tracce del tremendo impatto che ha strappato la vita a un ragazzo di soli 26 anni, Marco Carraretto, la giovane vittima dell'ultimo incidente stradale nella Marca. Erano le 3 di notte, Marco in sella alla sua bici stava andando verso Treviso, procedeva verso la città anche l'automobilista, anche lui 26enne, che lo ha travolto e ucciso sul colpo. In questo punto l'impatto, una lunga frenata e il corpo di Marco sbalzato verso il fossato. L'automobilista, un giovane originario della provincia di Catania, prosegue per un centinaio di metri. Poi, sotto shock, chiama il 118. In quel momento alcuni testimoni telefonano al 112. I carabinieri arrivano sul posto per i rilievi, la dinamica ancora non è chiara. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del povero Marco Carraretto è stata restituita ai familiari soltanto nel tardo pomeriggio. I suoi organi sono stati donati. L'investitore viene sentito dai carabinieri che effettuano i primi rilievi ed esami tossicologici. Risulterà positivo l'alcol test con un valore oltre l'1,30. Il giovane dunque è indagato per omicidio stradale. La famiglia della vittima, residente a Pezzan di Carbonera, si è chiusa nel dolore. Mamma Anna Maria e Papa Franco chiedono di non essere disturbati, affidano alla vicina questa richiesta. Marco era figlio unico, aveva lavorato come benzinaio all'Ixoil di San Biagio di Callalta. Con tutta probabilità proveniva dal Galloway dove lavorava. Non è chiaro dove stesse andando ieri sera, se avesse iniziato una svolta a sinistra prima di trovarsi davanti all'auto che lo ha travolto, una Peugeot. La sua corsa è finita su questo tratto di strada alle porte del centro. Profondo dolore è stato espresso dal primo cittadino di Carbonera, Federica Ortolan, che si è detta a completa disposizione della famiglia. Dispiace perché appunto era un ragazzo giovane che probabilmente era uscito per stare in compagnia con i propri amici. Come amministrazione esprimiamo vicinanza alla famiglia, rimaniamo a loro disposizione per ogni necessità e supporto, insomma, di cui avessero bisogno in questo momento di dolore. Lo dicevamo, un'estate nera per i ciclisti travolti e uccisi sulle strade di Treviso. Per l'associazione FIAB, Viale Vittorio Veneto dovrebbe diventare una strada a 30 km all'ora. Guardiamo questa strada, guardiamo questa ciclabile, è una ciclabile pericolosissima. Io ho visto con i miei occhi persone con anni di esperienza di biciclette da strada cadere nel fosso. Abbiamo un cordolo strettissimo, abbiamo il fosso, abbiamo una strada che è troppo larga, troppo dritta e che, come ha detto lei giustamente, invita alla velocità. Uno spazio di frenata di 15 metri, la velocità e l'esito dell'alcol
alcol test e una strada, viale Vittorio Veneto, pericolosa. Accanto alla carreggiata corre la strada pedonale. Marco Cararetto, come buona parte dei ciclisti, stava transitando lungo la strada che costeggia il Fossato, una strada su cui FIAB torna a puntare il dito ipotizzando l'urgenza di abbassare il limite di velocità. In ambito urbano non è possibile non estendere un limite di 30 all'ora, perché a 50 km orari, come purtroppo ne abbiamo l'ennesima dimostrazione, le possibilità di lasciarci la pelle sono 8 su 10. È come cadere dal terzo piano di un palazzo. 30 km all'ora e più controlli e più in generale un cambio di mentalità per chi della viabilità può decidere. Di sicuro va considerata una città in modo olistico, quindi lavorando sia sul fronte delle possibili alternative e sia sul fronte della mobilità. Una persona ha il diritto di spostarsi come vuole, in sicurezza, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Parliamoci chiaro, se una persona alla guida di un'automobile va a 50 all'ora, 60 all'ora, 70 all'ora e magari sta anche guardando il cellulare, non c'è giubbino catarifrangente che tenga. Dalle tragedie in bicicletta ai drammi in moto, l'incidente nel pomeriggio di oggi in A27 nel tratto tra i Casali di Conegliano e Vittorio Veneto Sud, coinvolte 2 persone in sella appunto a una moto, numerose le chiamate al 118 da parte degli automobilisti in transito preoccupati nel vedere 2 persone a terra. Secondo le prime ricostruzioni al vaglio della polizia autostradale si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma appunto delle 2 ruote. Immediato l'arrivo dei soccorritori che una volta giunti sul posto hanno stabilizzato i 2 malcapitati, feriti ma non in modo grave, sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano per accertamenti. Rientrato prima di giungere sul posto l'elisoccorso da Treviso, il sinistro ha inevitabilmente causato rallentamenti in autostrada in direzione nord. E ancora i drammi e le tragedie sulla moto. Manola Cucchi e Massimo Pancus Bortolato, un comune destino e un'unica cerimonia funebre che sarà celebrata mercoledì mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Ponte di Piave. Così hanno voluto le famiglie della coppia di bikers che ha perso la vita nell'incidente di domenica scorsa a San Polo di Piave, quando l'Harley Davidson su cui viaggiavano nell'istante di svoltare a sinistra si è scontrata con un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Lui Massimo a 56 anni era morto sul colpo, lei Manola 58 il giorno dopo. Bortolato lascia i genitori e i fratelli, Cucchi, la figlia e la nipote. Lui sarà seppellito a Ponte di Piave, lei invece tumulata a San Donà, sua città d'origine. Tutto questo l'addio mercoledì alle 11 a Ponte di Piave. Un altro addio e ancora una tragedia sulla strada nella chiesa di Camino. I funerali di Anna Adamo, la 77enne pitergina che ha perso la vita lo scorso fine agosto in un tragico incidente a pochi passi da casa. Il ricordo del parroco a cui era legata era accogliente e piena di vita. È gremita la chiesa di Camino di Oderzo, piccola e all'ombra dei grandi alberi che la circondano, dove le tante persone accorse per l'ultimo saluto a Anna Adamo si sono ritrovate. È un sabato di settembre caldo, quello dell'addio alla 77enne che a fine agosto ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto sulla Cadore Mare. Forse una precedenza mancata, la velocità dell'auto che sopraggiungeva dal lato sinistro, l'ipotesi del sole a tramonto che non l'ha lasciato vedere il traffico che scorreva. La morte sul colpo a pochi passi da casa. Improvvisa, come ha voluto ricordare Monsignor Bazzicchetto. Non sappiamo quando arriverà il nostro momento, né come arriverà, e siamo nelle mani di Dio. E Anna si è sempre sentita così, nelle mani di Dio. Desiderava vivere unita al Signore. La preghiera, le messe alla piccola chiesa di Camino, il canto, il rosario quotidiano, la vicinanza alla chiesa che dimostrava nella sua costante ed entusiasta presenza. Ci sono fiori e ricordi commossi durante il saluto ad Anna, un'esplosione di colori e allegria come era lei. Questo era lo stile di Anna, accogliente, ospitale con tutti. Godeva nel vedere la sua casa riempirsi di gente, di persone, e per tutti c'era anche qualcosa di buono da mettere sotto i denti, che lei preparava. Aveva il gusto di stare insieme, in famiglia, con i fratelli, le sorelle, i nipoti, le amiche. Sapeva creare famiglia, era bello stare con lei.
E lo testimoniano le tante persone che dentro e fuori la chiesa si sono susseguite nel dirle addio. I racconti della vita in Svizzera, l'incontro con il marito Giuseppe e la vita insieme agli adorati nipoti Emma e Eros, di cui era amica, maestra e confidente. Ed è proprio Emma che ha voluto omaggiare con la sua voce l'amata nonna. Adesso torniamo a Treviso, torniamo in centro storico e parliamo della rapina avvenuta in pieno giorno in Vicolo Rialto, dove 3 nomadi hanno portato via il portafogli alla titolare di un noto negozio di abbigliamento che sotto shock ha chiesto aiuto. Cavolo, vedo 3 persone uscire, un ragazzo e 2 ragazze, zingari, dico proprio zingari. E mio fratello li blocca perché la proprietaria all'interno del negozio piangeva. A terra c'è Alessandra Petrin, titolare della storica boutique di Vicolo Rialto, dopo averne preso le redini dal padre Alfredo. Sono le 10 del mattino quando in 3 entrano 2 ragazze, si fanno mostrare dei vestiti, il terzo intanto ruba alla donna il portafogli. Lei se ne accorge ma è un attimo, in una manciata di secondi i 3 prendono i soldi, gettano il portafoglio a terra e scappano. Siamo riusciti a bloccarli e nel frattempo ho chiamato il 112, ma mentre chiamavo il 112 questi qua non abbiamo niente, si spogliavano praticamente, si sono coperti il viso e questi qua sono scappati. A cercare di fermarli è il titolare della gioielleria RB Luxury, pochi metri più in là. Tommaso Bagliera è il figlio. Non è possibile che una zona così centrale sia a tutti gli effetti trascurata. È impossibile che siamo gli unici ad avere delle telecamere, gli unici che vanno a chiamare le forze dell'ordine e tutto quanto. Essendo una gioielleria possiamo farlo, quindi, però dovrebbe essere più sorvegliata e anche più curata, basti vedere l'ambiente fuori. Quello che ho visto io è la signora agitata seduta sulla seggiola e mi sono preoccupata di capire cosa c'era e ho saputo dell'accaduto dalla mamma della signora, della proprietaria. La titolare del negozio sotto shock viene raggiunta dai genitori, chiude anticipatamente. Nel pomeriggio la boutique resta chiusa, troppo grande lo spavento. Al suo fianco si schierano in tanti commercianti della zona. È un degrado purtroppo questa via che veramente non so neanche descrivere. Sì, ci sentiamo poco sicuri. Fa molto specie e anche molta paura, perché insomma una rapina del genere in queste giornate così sì. Alle 10 di sabato mattina in pieno centro è impossibile, dai. Diversi gli episodi di cronaca che hanno reso protagonista Vicolo Rialto, ai droghieri, le sassate alla vetrina di un mese fa, poi furti di bici e le baby gang, denunciate proprio grazie alle immagini delle telecamere della gioielleria. La polizia arriva subito sul posto e sulle tracce dei 3 sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona. E la reazione del sindaco Mario Conte, che si dice arrabbiato per quanto accaduto e pronto a incontrare anche i commercianti per parlare delle problematiche di Vicolo Rialto, e poi annuncia che quei 3 banditi hanno le ore contate. Ci sono degli elementi che ci fanno ben sperare per l'identificazione e la denuncia di queste persone, che sono estranee al nostro tessuto sociale. Hanno le ore contate i 3 ragazzi che questa mattina hanno derubato del portafogli la titolare del negozio di abbigliamento Petrin di Vicolo Rialto. Lo annuncia il sindaco Mario Conte, oggi fuori città, raggiunto al telefono. Indagini in lampo anche grazie al lavoro di sinergia della polizia con la sua polizia locale, cui è andato il grazie. Ringrazio in modo particolare la polizia locale perché hanno avuto un'intuizione importante proprio in prima mattinata, che potrebbe rivelarsi fondamentale per l'identificazione di queste persone. Ma si dice anche pronto ad ascoltare i commercianti. Tra le richieste arrivate quella di aumentare i controlli, potenziare la videosorveglianza, aumentare anche l'illuminazione notturna in quella via. Vicinanza alla vittima, rabbia come tutti i cittadini che non vogliono abituarsi a questo tipo di episodi. Tutte le riflessioni che provengono dai cittadini e dai commercianti per me sono riflessioni importanti che devono essere prese in considerazione. Devo dire che da quel quadrante di città per fortuna non sono tante le segnalazioni che ci sono arrivate in questo periodo, però sarà mia ovviamente cura incontrare i commercianti innanzitutto per far sentire la vicinanza dell'amministrazione e poi anche per portare tutte quelle modifiche che insieme riterremo necessarie per continuare ad alzare il livello di attenzione.
Nuova intrusione di ladri in una scuola trevigiana, siamo sempre a Treviso, questa volta delle persone si sono introdotte alle ex Bianchetti di Sant'Abona, rubati 5 computer, ma i ladri probabilmente hanno usato l'istituto anche per bivaccare. La dirigente scolastica dice necessario ripensare la normativa sulle telecamere a scuola. Un materassino, 2 chiavi dei bagni sparite e danneggiamento della macchinetta del caffè. Bagni sporchi, garze usate, chiavi sparite, 5 PC rubati. Le scuole del Trevigiano ancora nel mirino a pochi giorni dall'avvio delle scuole. All'istituto ex Bianchetti di via Norma Cossetto a Sant'Abona l'amara sorpresa. Abbiamo avuto sicuramente traccia dell'ingresso di esterni estranei all'interno dei locali scolastici, tracce di come posso dire, di sporcizia, di danneggiamento della macchinetta del caffè. Questo sì, perché appunto qualcuno ha soggiornato là dentro. Abbiamo fatto denuncia. Credo che avessero preso ad uso il pernottamento nelle scuole e non in una sola, lì dove riuscivano ad entrare. L'amarezza della dirigente che ha presentato denuncia nel tentativo di rintracciare i responsabili del furto e dell'utilizzo improprio dei locali scolastici. Pochi dubbi che a compiere tali atti non siano stati dei ragazzi, ma degli adulti che si sono serviti della scuola per bivaccare e fare di quegli spazi un alloggio temporaneo. E non è affatto detto che siano baby gang, non abbiamo assolutamente prova a riguardo, anzi propenderei per il fatto che siano giovani adulti o comunque maggiorenni. Non il primo caso per la dirigente che solo lo scorso gennaio si è trovata ad affrontare un vero e proprio atto di vandalismo quando le Toniolo erano state imbrattate con scritte Novax. Difficile risalire all'identità dei vandali anche in questo caso. Per questo chiede che venga rivista la norma sulle telecamere di videosorveglianza nelle scuole. Purtroppo stanno succedendo nelle scuole, la legge ci impedisce di mettere telecamere che invece servirebbero per poter vigilare veramente accuratamente. Il Comune sta collaborando con me e con la scuola per poter migliorare i sistemi di allarme. Intanto la provincia fa sapere che si aggirano intorno ai 3.000 euro i danni provocati dai vandali al Duca degli Abruzzi, intorno ai 5.000 quelli per riparare i cupolini di plexiglass dell'Einaudi Scarpa di Montebelluna, colpita anche questa dai vandali. A Fonte adesso, dove questa mattina c'è stato l'ultimo saluto a Filippo Zanin, il 36enne morto sulla Marmolada. Le campane suonano a festa quando la bara con la salma di Filippo Zanin si appresta a compiere l'ultimo viaggio verso il cimitero di Fonte. È un fiume di gente quello che lo accompagna, tra lacrime, abbracci, dolore e ancora tante domande senza risposta. Il 36enne è morto mercoledì cadendo dalla parete nord della Marmolada assieme al compagno di cordata e di lavoro Francesco Favilli. Tutti ne hanno ricordato il sorriso perenne, la voglia di fare festa, la giovialità del carattere e la capacità di unire intorno a sé tante persone. A presiedere il rito è stato Don Federico Fabris, oggi cappellano dell'ospedale di Asiago e già parroco di Mure, la parrocchia in cui Filippo e Giulia si erano sposati nel 2019. Non è facile spegnere le domande perché? Perché così? Ma come è successo? Ma chi può aver sbagliato? E adesso come si fa ad andare avanti? La chiesa di Fonte non è bastata a contenere tutte le persone che si sono strette attorno alla famiglia di Filippo e alla moglie Giulia, la prima a prendere la parola dopo la messa. Tu sei sempre stata una persona gioiosa, mi facevi ridere sempre. Ti piaceva strappare un sorriso ad ogni persona che incontravi e gli scherzi per te erano all'ordine del giorno. Giulia ha ricordato di una scalata fatta assieme in Perù quando si è trovata da sola ad affrontare per prima un passaggio difficile. E qui è un po' la stessa cosa, non posso tornare indietro, posso solo andare avanti piantando bene la picca e i ramponi. Questo me lo hai insegnato tu. Però io ti chiedo una cosa, tieni ben salda la corda, che se cado almeno tu ci prendi. Tra Filippo e le sue montagne c'era un legame fortissimo, ora indissolubile. Alzo gli occhi e guardo in alto, perché ora tocca a te, Signore delle cime, accogliere questo nostro fratello e amico e su nel paradiso lascialo andare per le tue montagne. Filippo, vai in pace e dalle montagne di lassù veglia su tutti noi che restiamo qua giù. Ave o Maria, piena di
Questa è dunque la cerimonia toccante a Fonte. Adesso parliamo del lupo, mentre nel bellunese, lo vedremo appunto nella pagina di Belluno fra poco, ci sono oggi, nel giorno in cui il Presidente della Commissione Agricoltura in Senato, il senatore Luca De Carlo, che peraltro è anche coordinatore regionale, come sapete, di Fratelli d'Italia, usa parole molto forti per la gestione del lupo, almeno in montagna, usando la parola del piombo per gestire in certi casi le predazioni del lupo. In pianura continua la ricerca dell'animale che ha predato anche ultimamente, lo abbiamo raccontato ieri, a Ormelle è arrivato a sbranare e uccidere un cagnolino. Come sappiamo c'è una task force, ci sono delle fototrappole attivate. Secondo i tecnici di settore questo comportamento di un esemplare singolo rischia di far finire l'intera specie nel mirino dell'opinione pubblica e quindi è necessario e sempre più urgente la sua cattura. Monitorare il lupo per intercettarlo e catturarlo, siti attrattivi e fototrappole nei luoghi di maggiore transito dell'esemplare, stando alle segnalazioni, oltre un centinaio da maggio a oggi lungo tutta l'asta del Basso Piave trevigiano. Al lavoro per cercare di intercettare l'animale che ha sbranato un cucciolo di cane di 5 mesi a Ormelle, un team di specialisti che rispetto al passato possono contare sul fondamentale supporto della tecnologia, come spiega il tecnico faunistico Fabio D'Artora. Le fototrappole ci danno un'indicazione di dove passa l'animale, quali sono gli orari, qual è la frequenza dei passaggi, come usa il territorio. E quindi tutti questi dati possono darci una misura di come intervenire poi sull'animale nel caso si volesse catturare. Strumenti che forniscono dunque informazioni importanti per seguire i tracciati del lupo, che settimana dopo settimana ha preso confidenza con il territorio e con la presenza umana, tanto da sostentarsi con quello che trova proprio nei pressi delle abitazioni, ma che sta diventando pericoloso per gli animali domestici. Per il cagnolino di Ormelle non c'è stato nulla da fare, ma già altri 2 in precedenza erano rimasti feriti nella tu per tu con l'animale selvatico. Un'escalation che va fermata, tanto che il Ministero ha autorizzato in tempi celeri la cattura del lupo, che per D'Artora è quanto mai opportuna. È un bel problema, in senso che va gestito in modo che non ne rimetta tutta la popolazione di lupi, perché quei pochi lupi che si comportano così poi fanno eco e viene a mancare la tolleranza da parte della cittadinanza della presenza di un lupo che solitamente invece non si fa notare magari. Quindi sì, andrebbe rimosso il prima possibile e poi gestito secondo i regolamenti, i piani di gestione attuali. Attenzione al maltempo, il Meteo regionale del Veneto comunica che tra il pomeriggio di domani e la mattinata di lunedì è previsto il veloce ma intenso passaggio di un impulso perturbato, previste precipitazioni estese anche temporalesche a iniziare dal pomeriggio di domani con la fase più intensa tra la serata e le prime ore di lunedì. Saranno probabili fenomeni localmente intensi, forti rovesci anche ripetuti e molto forti raffiche di vento e anche quantitativi di precipitazioni abbondanti. Sulla base di queste previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 14 di domani alla stessa ora di lunedì. Quindi attenzione al maltempo che ritorna. Una brevissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Parliamo adesso della manifestazione di questa mattina. Centinaia di persone che hanno manifestato lungo le campagne di via Cassolaro a Favaro Veneto contro l'impianto agrivoltaico previsto sui terreni della Querini Stampalia. C'era anche un pezzetto di Marca trevigiana, soprattutto residenti di Mogliano, che si sono uniti alla protesta. Sulle note di Celentano con Azzurro e il ragazzo della via Gluck, in centinaia, come annunciato nei giorni scorsi, hanno sfilato con pecore, caprette e asini lungo le campagne di via Cassolaro con arrivo in piazza Favaro Veneto per manifestare contro l'agrivoltaico previsto sui terreni della Querini Stampalia e contro il raddoppio dell'alta tensione. Attualmente il progetto dei 18 ettari di pannelli è in valutazione impatto ambientale. Abbiamo la centrale che è già stata approvata, sono 13.000 metri quadri che vengono posizionati a 7 metri da un'abitazione.
non esiste. Che il terreno agricolo resti terreno agricolo, non che ci mettono queste cose fotovoltaiche. Noi dobbiamo mangiare, cioè è una cosa che serve più anche per i nostri figli. Non ci hanno ancora detto perché la fanno là. Hanno distrutto un paesaggio, hanno distrutto il mondo, è una vergogna. E non facciamo anche che questo territorio di Venezia diventi lo stesso. Sbrighiamoci finché sia troppo tardi, sbrighiamoci. A unirsi alla protesta, oltre a chi vive a Tessera e zone limitrofe, anche i residenti di Mogliano. La zona incriminata è via d'Azeglio, che è una deliziosa strada dopo il sottopasso di via Marignana. Appena abbiamo saputo che c'erano dei cittadini che avevano la nostra stessa problematica, fatalità, sempre un agrifotovoltaico, è stata la nostra intenzione quella di dare supporto e di dare voce anche a questa causa che è comune e al nostro territorio. Siamo preoccupati entrambi perché comunque questa situazione cosa può creare? Abbiamo cercato un posto che ci desse tranquillità e pace e ci ritroviamo questo. Siamo completamente immersi su 3 lati praticamente, quindi noi ci troviamo il lato sud, il lato ovest e il lato nord filari a 20 metri da casa nostra, 20 metri, non 200, sono solo 20 metri. Ci domandiamo, oltre alla tutela del paesaggio, la tutela delle nostre salute, chi è che vigila? Chi è che dà l'ok per questa cosa qua? Si sono posti il problema. Assente il sindaco Brugnaro, che era stato invitato dal comitato. In rappresentanza c'era però la municipalità. I campi vanno coltivati e non sicuramente utilizzati per l'agrivoltaico. In questa battaglia la municipalità di Favaro insieme al comune di Venezia su Casolaro siamo a fianco dei cittadini. Il comitato non molla. Dobbiamo agire. Agire vuol dire andare in regione, cercheremo per ottobre di organizzare un grosso evento, una manifestazione sempre pacifica per andare in regione e trovare ascolto e fare in modo che loro ci diano delle risposte concrete che vengano poi scritte. Chiediamo a tutti che si uniscano con noi e che per ottobre vengano in regione e lì vorremmo delle risposte concrete. Ben venga se Zaia si farà vedere. Non ci dispiace, anzi. Dalla protesta contro l'impianto agrifotovoltaico alle sensazioni, e torniamo in piena città di Treviso, le sensazioni per un colpo d'occhio che cambia per sempre, quello di Viale Cesare Battisti dopo l'abbattimento anche dell'ultimo pino. È uno shock, devo dire. Però dai, vediamo adesso se li piantano abbastanza grandi quelli nuovi. Da quanti anni vivi qui? 3 anni. Eccolo Viale Cesare Battisti, quando anche l'ultimo pino marittimo è stato abbattuto. Al suo posto, come ha voluto oggi ribadire il sindaco Mario Conte in un post, sorgeranno 86 querce, alberi autoctoni e già di dimensioni tali da garantire l'ombra che in molti in queste ore hanno rimpianto. Alla certezza che le piante torneranno in questo viale che porta al cuore di Treviso, era impossibile oggi non accompagnare anche una certa malinconia per qualcosa che era e non sarà più. Un po' di malincuore c'è sicuramente, perché comunque il pino marittimo è un bellissimo albero, molto bello. E in futuro comunque c'è il progetto che hanno intenzione di fare e che ci vorrà un po' di anni prima che la vegetazione ritorni. Erano 2 o 3 anni fa che venivo qui a scuola, però devo dire che comunque ero abituato a vedere questo viale con gli alberi, veramente da una parte mi dispiace un po'. Un po' di tristezza? Un po'. Un pochino sì. Io vengo raramente, però passo sempre per questo viale e vederlo così è un po' triste. È un po' triste onestamente. Gli alberi danno anche quella sensazione di purificazione dell'aria, più respirabilità. Senza alberi la nobiltà di questo quartiere perde un pochino. Una strana sensazione. Sì, però anche per le biciclette era impossibile. Guidare lì uno si ammazza. Diversi residenti che ci hanno parlato attraverso una finestra dicono tutti di essere in attesa. Questo viale svuotato dal verde è solo una fase di passaggio. L'eliminazione dei pini ha messo però ancora di più a nudo un manto stradale sconnesso e così la necessità di sistemarlo. È stato molto complicato onestamente. Appena visto la signora che è passata con la carrozzina, si è piantata con la carrozzina, se dovessero ripiantare gli alberi autoctoni possibilmente ben venga. Perché no? Però si spera insomma che venga fatto un intervento fatto bene. Sarà un po' di pazienza, dopo devono anche sistemarla, vedete quante radici che ci sono, quindi penso che sia la direzione giusta.
Cambiamo argomento, parliamo di sport, parliamo delle imbattibili Pantere dell'Imoco, perché nel prossimo weekend torna il secondo torneo città di Conegliano. Torna un anno dopo alla Zoppas Arena il torneo Città di Conegliano, giunto alla sua seconda edizione. Appuntamento il 14 e 15 settembre, un momento anche per festeggiare le atlete vincitrici della medaglia d'oro alle Olimpiadi. Sarà un trofeo che sarà più sentito, vediamo la prevendita dei biglietti sta andando bene, credo che sarà un bel momento di sport, un bel momento per la città di Conegliano, siamo orgogliosi di esserci. Insomma, ricordiamo l'appuntamento e a partecipare anche a vedere le ragazze. Assolutamente il 14 e il 15 di settembre, con l'eventuale finale poi domenica alle 18. Troverete poi tutte le informazioni sui nostri social, vi invitiamo tutti ad esserci, vi invitiamo tutti a sostenere le nostre Pantere e anche a vedere delle squadre di respiro internazionale, dalla Slovenia alla Slovacchia e dalla Serbia alla Germania. Un rapporto, quello tra Imoco e la città di Conegliano, che diventa sempre più stretto, legame in cui i successi sportivi sono legati anche al territorio che li sostiene. Le Pantere entreranno in scena dalla seconda semifinale, che giocheranno il 14 a partire dalle ore 20 contro le serbe dello Željezničar. Siamo prontissimi di poter partecipare a questo torneo, non vediamo l'ora, comunque sono le prime partite da nuova squadra. Le sensazioni ovviamente sono positive, è sempre stata una fantastica società questa e lo vediamo anche da come riesce ad unire le nuove persone, siccome la squadra è quasi del tutto nuova. E ovviamente gli obiettivi sono sempre quello di raggiungere il massimo e noi lavoriamo tutti i giorni in palestra e anche fuori per raggiungere questi obiettivi. Da Conegliano a Vittorio Veneto con la festa dello sport, oltre 30 associazioni sportive in piazza per far provare ai ragazzi le loro discipline con un rinnovato entusiasmo legato ovviamente alle Olimpiadi di Parigi. Questa è una vetrina che offre il Comune in realtà a tutte le società sportive del Vittoriese, ma anche delle aree limitrofe. Non abbiamo messo veto territoriale proprio per far vedere chi c'è e che cosa fa all'interno del territorio comunale. Lo sport che scende in strada, 36 postazioni nella festa delle associazioni sportive del Vittoriese e decine di bambini in fila per provare diverse discipline, magari quelle viste in televisione alle recenti Olimpiadi di Parigi. Un'edizione 2024 a cui hanno fatto da sfondo Viale della Vittoria e Piazza del Popolo e a cui i ragazzi e le famiglie non sono voluti mancare. C'è stato un rilancio comunque anche nella ginnastica artistica perché Alice D'Amato e tutte le altre atlete si sono comportate benissimo a queste Olimpiadi. Tanti bambini che provano, siamo felicissimi e speriamo insomma di avere un buon numero anche quest'anno di tesserati per divertirsi insieme insomma. Ginnastica ma anche atletica, ciclismo, judo, karate, padel, box e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo tanti giovani che sono interessati a provare, noi però abbiamo soltanto da maggiorenni in su per responsabilità su campo. Abbiamo effettivamente una linea di tiro. Diciamolo chiaramente, con la violenza non c'entra niente. No, assolutamente. Col pattinaggio già ci si prepara alla stagione sciistica. Lo sci è uno sport appassionante che si vive in ambienti magnifici, nelle nostre montagne, quindi è uno scenario perfetto e certamente i ragazzi amano tutte le discipline legate allo sci. E capita anche di imbattersi in un campione olimpico, Roberto Zandonella, oro nel bob ai giochi di Grenoble del 68, che rivolge il suo pensiero a Cortina 2026 e alla tanto discussa pista da bob. Avendo la pista in Italia c'è la possibilità di far crescere le nuove generazioni, far crescere i nuovi adepti ed avere quindi dei nuovi atleti che possono competere come una volta. Noi come amministrazione ci impegneremo affinché tutti abbiano la possibilità di frequentare qualche attività, qualche corso e solo così riusciremo, penso, a formare delle persone adulte con una certa responsabilità e rispetto anche per la società in generale. Allora, prima di parlare della mostra del cinema, questa volta ci ricollegheremo con Lorenzo Maira alla fine del telegiornale per darvi tutti i nomi dei premiati, dei premi della mostra del cinema. In questo momento c'è in corso la premiazione. Andiamo allora nella pagina del Bellunese. E come dicevamo, parlando del lupo del Piave, oggi parole molto forti da parte del Presidente della Commissione Agricoltura in Senato, il senatore Luca De Carlo, che si trovava a Cesio Maggiore per i 70 anni di Latte Busche e parole che sentite parlano di soluzioni drastiche da prendere per tutelare l'economia della montagna. Il lupo è un animale molto intelligente, se capisce che l'uomo non gli farà nulla, ogni giorno
aumenterà il suo livello di confidenza. A volte vanno presi anche provvedimenti drastici per tutelare non solo l'ambiente ma anche l'economia della montagna, e quindi un po' di piombite credo non faccia male. Va dritto al punto, senza mezze misure, il presidente della Commissione Agricoltura in Senato Luca De Carlo sul tema delle predazioni e più in generale sulla crescente presenza del lupo nei territori di montagna. La tutela degli allevatori a ogni costo, anche col piombo, dice, chiarificando una posizione che punta dritta alla radice del problema e che non sembra certo strizzare l'occhio a metodi di contenimento più lievi come le fortificazioni dei recinti o l'uso di proiettili dissuasori in gomma. Per De Carlo l'obiettivo da portare in Parlamento è chiaro. Noi pensiamo di attuare tutte quelle operazioni che consentiranno agli agricoltori di poter continuare a pascolare le proprie greggi e mandrie anche in montagna, per cui il lupo se ne faccia una ragione e soprattutto se la facciano quelli che credono che il lupo debba vivere sulle spalle degli agricoltori una sorta di caccia di cittadinanza, quella del lupo. Io credo che vada estirpata. Lupo che ad oggi continua tuttavia a godere della tutela di animale protetto a livello di Unione Europea, un'eredità delle predazioni incontrollate del passato che ne avevano causato l'estinzione in diversi Stati membri e oggi rapidamente capovolta fino al ripristino naturale della presenza del canide in tutti i paesi dell'Europa continentale. Per De Carlo una tutela dai giorni contati. L'Europa ha già capito in tanti contesti che il troppo numero dei lupi è dannoso, e quindi credo che anche l'Europa, che ha scoperto un nuovo corso diverso da quello, il vecchio corso di Timmermans, che è stato sonoramente bocciato anche dai suoi cittadini, a dimostrazione di come fosse lontano anni luce dalle esigenze dei suoi territori. Circa 1 quintale di fagioli di Lamone, questo l'inusuale bottino di refurtiva che alcuni ladri hanno sottratto durante la notte a una coltivatrice nel comune di Seren del Grappa, nel Feltrino. I ladri hanno agito consapevolmente in un campo che non disponeva di sistemi di controllo di sicurezza, lasciando intoccata l'area più esterna e razziando quella più interna e nascosta. 120 kg il bilancio del quantitativo di fagioli ormai freschi e maturi di cui i ladri si sono impossessati per un valore stimato di circa €1 migliaio. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri. Positivo il bilancio dell'afflusso turistico nel capoluogo Belluno, a dirlo è l'assessore comunale al turismo Paolo Luciani, commentando i dati dei visitatori che quest'estate hanno scelto Belluno per trascorrere le loro vacanze. Se si guarda rispetto agli anni precedenti, il bilancio delle presenze turistiche nel territorio del capoluogo delle Dolomiti nel periodo estivo giugno-agosto chiude con uno 0,97% in più, confermando il trend in crescita dei visitatori che negli ultimi anni hanno scelto Belluno come meta turistica. Un segnale che conferma l'attività positiva e fruttuosa di questi ultimi 2 anni da parte della nostra amministrazione e del lavoro che è stato fatto prima. A fine settembre potremo commentare inoltre i dati delle presenze turistiche frutto della tassa di soggiorno. Crediamo che le informazioni raccolte dall'ufficio turistico di Piazza Duomo siano fondamentali per capire in che direzione orientarci. 5.282 i passaggi all'ufficio di informazione e accoglienza turistica nei 3 mesi contro i 5.231 del 2023, di cui circa la metà turisti italiani e l'altra metà stranieri, con il primato del Regno Unito 483 e a seguire francesi, tedeschi, americani USA e spagnoli. A fare da traino il mese di agosto, in cui si è concentrato circa il 50% delle presenze per un turismo che intende abbinare ai trekking delle Dolomiti, quest'anno più che mai popolate di visitatori da ogni parte del mondo, la scoperta del patrimonio artistico e culturale che il centro storico ha da offrire. La presenza di sempre numerosi stranieri nella nostra città conferma l'interesse per la nostra città e la Val Belluna, e quindi questo ci spinge a fornire loro maggiori informazioni tramite gadget, informazioni, cartine e quanto possa servire a chi viene a visitare la città e i dintorni da qui ai prossimi anni. 400 rifiuti abbandonati nel corso di decenni, alcuni addirittura risalenti alla Prima Guerra Mondiale, quanto hanno raccolto i volontari della Carovana dei Ghiacciai in cooperazione con Legambiente e l'Università di Padova
in una giornata dedicata alla raccolta della spazzatura tra i ghiacci del massiccio più alto delle Dolomiti. 3 vere e proprie discariche contenenti plastiche, fazzoletti, sigarette, pallettoni di piombo e centinaia di lattine e scatolette metalliche, di cui alcune vecchie anche più di 100 anni. L'attività di clean up sulla Marmolada, dichiara Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, ci fa riflettere su come si è fruito e si continua a fruire di queste montagne che, per essere preservate, hanno bisogno dell'impegno e soprattutto del rispetto di tutti i loro frequentatori. Allora lasciamo Belluno, andiamo al Lido di Venezia, perché i premi ormai ci sono, ufficiali, in una mostra del cinema, in una sala che ha visto, come ci confermava prima Lorenzo Maier, la presenza del neo Ministro della Cultura Alessandro Giuli. È arrivato l'atteso Leone d'Oro al film di Pedro Almodovar, The Room Next Door. Ci confermi Lorenzo Maier? Buonasera. Sì, confermo, buonasera Vittoria, per i nostri telespettatori, confermo che il premio Leone d'Oro va a Pedro Almodovar, come avevamo anticipato già nei precedenti collegamenti. Non è ancora ufficiale in realtà, cioè la notizia è ufficiale, è certa, ma deve ancora essere rivelata dalla madrina, perché pubblica, perché la cerimonia si sta prolungando abbastanza. L'Italia torna a casa, diciamo così, con un premio Vermiglio, Leone d'Argento, e anche con un premio nella sezione Orizzonti per il film Famiglia di Francesco Costabile. Coppa Volpi, come già era stato nel pomeriggio, era abbastanza chiaro, Nicole Kidman, che però non è tornata nemmeno a ricevere il premio, ma ha inviato un video messaggio, e per l'interpretazione maschile Vincent London, che è il protagonista del film Avec le Poire, di cui abbiamo parlato anche questa mattina, perché le due registe hanno vinto ieri poi il Leoncino. Questi i premi principali. Ecco, un Almodovar che vince il Leone d'Oro dopo aver vinto quello alla Carriera, diciamo un po' inusuale. Era stato insignito del Leone d'Oro alla Carriera qualche anno fa, e per la prima volta vince il Leone d'Oro per il film. Lui che ha vinto a Cannes per la regia qualche anno fa e vinse anche il premio Oscar. Quindi è il primo Leone d'Oro, diciamo, per un film. Certo, e poi si conferma anche la coppiata artistica legame con Tilda Swinton, che è la protagonista di questo film, che anche in occasione del Leone d'Oro alla Carriera che la Biennale gli aveva attribuito, era venuta in laguna apposta per omaggiare questo maestro del cinema. Diciamo l'Italia torna a casa con comunque premi importanti, però diciamo è sempre, anche se non c'è una classifica ovviamente, però un secondo posto, diciamo così. L'Italia sembra un po' abbonata a Venezia a questi secondi posti, perché il Leone d'Argento per la regia è un passo, ecco, dal Leone d'Oro, probabilmente lo è stato anche in corsa, però è andato, insomma, a un maestro del cinema. Come ricordava poi Alberto Barbera, è l'evento di una giuria, ciascuno ha il proprio palmarès del cuore, e domani poi ci saranno tutti i commenti tra chi ha condiviso più o meno le scelte della giuria presieduta da Isabella Ruppert. Ecco, è il caso di dire nemo profeta in patria, spesso è così, insomma, e questo accade anche al Festival di Venezia. Allora, domani mattina nella prima edizione ci ricollegheremo con te per tracciare il bilancio finale. L'ultima cosa che ti chiedo, l'hai detto anche nel precedente collegamento, in sala c'è il neo ministro della cultura Alessandro Giuli, che però non è passato per il red carpet. Alessandro Giuli ha fatto un primo grande dribbling a Venezia, perché ovviamente era previsto l'assemblamento di giornalisti lungo le piazzelle, probabilmente in questo momento non ha voluto parlare, anche perché probabilmente poi il discorso sarebbe potuto cadere sul predecessore, sui temi della politica. Ecco, probabilmente per non rovinare la festa, oggi era la serata chiara del cinema internazionale, e quindi ha
come un dipendente della Biennale, possiamo dire così, come un dipendente della Biennale ha utilizzato l'ingresso appunto per i dipendenti, così da non passare per il red carpet, ma da farsi trovare in sala direttamente e probabilmente adotterà la stessa strategia anche all'uscita, perché poi è in programma la proiezione del film di Pupi Avati che chiude questa 81esima edizione, ma è in programma anche la cena di gara all'Excelsior, selezionando circa 300 ospiti, e quindi anche in quell'occasione i giornalisti potrebbero tentare di intercettarlo, ma probabilmente utilizzerà la stessa strategia e quindi non parlerà. Poi se parlerà siamo qui pronti a raccogliere le sue dichiarazioni. Perfetto, come sappiamo sei sempre pronto, grazie mille a Lorenzo Maier. Domani allora appuntamento nella prima edizione con Daniela Sizia per tracciare il bilancio finale. Grazie, buon lavoro Lorenzo. Allora in chiusura, giusto per fare il riepilogo, Leone d'Oro a The Room Next Door di Pedro Almodovar, Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria a Vermiglio di Maura Del Pero, ecco il secondo posto italiano, una coproduzione italo-franco-belga. Il Leone d'Argento per la miglior regia a The Brutalist di Brady Corbett, la Colpa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Nicole Kidman nel film Baby Girl, la Coppa Volpi invece per la migliore interpretazione maschile a Vincent Lindon. Quindi parliamo del film di cui abbiamo parlato questa mattina in prima edizione, Jouer avec le feu, o meglio The Quiet Zone, nella traduzione poi americana, inglese, cioè delle sorelle delle registe Delphine e Muriel Cullen, di cui abbiamo parlato questa mattina. Quindi questi i premi principali, poi ce ne sono molti altri che vi racconteremo domani con più calma. Grazie davvero allora per averci seguito e arrivederci.